Allora, Salvatore Costanzo, inizio di stagione, primi allenamenti, come stanno andando? Mm, Abbiamo iniziato con un buon entusiasmo, quello che in questo momento prevale è l'entusiasmo. Abbiamo iniziato due settimane fa, con la prima settimana, 3 giorni, abbiamo lavorato sui test fisici per vedere un attimino a che punto erano i ragazzi, come al solito insomma. E c'è stata una buona risposta, i ragazzi si sono presentati abbastanza bene, quindi siamo abbastanza soddisfatti per questo. E adesso stiamo per finire la prima settimana di lavoro dove ci siamo concentrati semplicemente su rimettere il pallone in mano ai ragazzi, sull'aspetto fisico. Quindi in questo momento c'è molto entusiasmo e siamo abbastanza soddisfatti, siamo contenti di aver ritrovato tutti i ragazzi che già c'erano, più quelli che si sono aggiunti quest'anno. Ecco. Quindi adesso state lavorando con tutto il gruppo, sostanzialmente dei giocatori a disposizione, parte atletica molto importante per gestire bene l'aspetto fisico durante l'intero campionato. Certo, allora in questo momento non siamo nel piano organico, perché c'è una parte di giocatori che è invitata a fare il prestagione a Treviso e quindi si allenano lì. In questo momento abbiamo la nostra parte di rosa che fa la preparazione con noi, che è comunque considerevole, e più continuiamo a fare il lavoro che facciamo sempre di invitare dei giocatori da altre società di Serie A e più giocatori nostri più promettenti che vengono fuori da Under 18 e i ragazzi che militano in cadetta, per fare in modo che tutti possano avere una possibilità di allenarsi a un buon livello e di provare, ecco, a fare uno scalino in più. Quindi in questo momento abbiamo un buon numero di giocatori che si stanno mettendo alla prova e come dicevo prima, questo crea ancora più entusiasmo, no? Perché ci sono ragazzi che vengono fuori dalla 18, ragazzi che vengono dalla Serie A, si trovano in un buon contesto, un contesto tra virgolette un pochettino più alto, forse più alto, Più professionale, come e quindi diventa più stimolante un pochettino per tutti. Questo è una bella cosa in questo momento. Ovviamente, come dicevi tu prima, ovviamente la parte atletica in questo momento la fa da padrona, quindi è tutto nelle mani dello staff, dei preparatori atletici, dove Serena sappiamo le qualità che ha, e quindi siamo accentrati su quel lavoro lì in questo momento, in concomitanza al lavoro tecnico specifico, che in questo momento è quello che deve prevalere. Ecco. Ecco, anche perché abbiamo visto che poi alla fine il lavoro atletico supporta molto poi anche l'aspetto tattico in una partita, e lo abbiamo visto soprattutto nel finale della scorsa stagione, in cui si era messo in evidenza un Mogliano Rugby davvero all'altezza. Sicuramente l'aspetto tattico è fondamentale, e su questo avremo tempo di lavorare in queste settimane che ci dividono da adesso alla prima partita di barrage di Coppa Italia, che già là bisogna arrivare abbastanza rodati a livello tattico e anche a livello atletico. Sicuramente ci sarà tempo per lavorare su questo aspetto. Ovviamente abbiamo visto l'anno scorso, ci siamo fatti trovare abbastanza preparati, sì, ma c'è ancora tanta strada da fare su alcuni aspetti, e dove siamo tutti coscienti di questo, sappiamo che dobbiamo migliorare questi aspetti per essere ancora più competitivi rispetto a quello che siamo stati l'anno scorso. Ecco, abbiamo visto appunto, ritornando al discorso del finale di stagione, che alcuni concetti si erano messi in evidenza, soprattutto di gioco, della filosofia di Coach Caputo e della vostra, di tutto l'intero staff tecnico, soprattutto appunto nei playoff. Quindi si tratta di continuare su quella via, insomma. Sicuramente si tratta di continuare su quella strada. Abbiamo iniziato a intraprendere questo percorso con questo tipo di gioco, considerando l'aspetto tecnico dei giocatori che avevamo per lavorare. Lo abbiamo implementato, continueremo sicuramente su questa strada. Sicuramente bisogna migliorare tanti aspetti
che possono permettere al nostro gioco di essere più proficuo. Quindi sono sicuro che la stagione scorsa abbiamo fatto delle buone cose, ma ci sono delle cose che migliorandole, degli aspetti del gioco che migliorandoli sono certo che possono dare dei risultati maggiori o migliori, non lo so, però sicuramente ci possono essere molto utili, ma su questo con il nostro staff siamo pienamente coscienti, abbiamo già parlato con tutti quanti e sappiamo un attimino su cosa dobbiamo lavorare, ecco. A proposito di rosa, quest'anno ci sono stati degli inserimenti importanti anche di giocatori provenienti da Benetton, e tu dicevi insomma di un approccio positivo da parte di tutti i giocatori in questa prima fase della preparazione. Un accenno così su di loro, sulle loro qualità, su cosa ti aspetti, diciamo tra virgolette, dagli ex Benetton? Allora, quello che mi aspetto da questi giocatori è che si mettano in gioco. Non è facile perché quando si parla di giocatori che hanno giocato al loro livello, quindi che hanno fatto franchigia, hanno fatto URC, hanno fatto nazionale maggiore, nonostante non siano vecchi, perché stiamo parlando di comunque ragazzi di 30 anni e quindi stiamo parlando di ragazzi nel pieno della carriera, che hanno ancora tanto da dare. E quello che mi aspetto da loro è che il fatto di ritornare nel nostro campionato sia un ulteriore stimolo. Questo dipende dalla persona, non dipende dalla qualità del giocatore. Le qualità del giocatore, le loro qualità sono indubbie, non si possono mettere in dubbio assolutamente, perché se Pettinelli ha fatto 30 presenze nazionali maggiore dei 10 anni che ha Treviso, un motivo ci sarà. Stessa cosa Lazzaroni, stessa cosa Padovani, forse ancora di più. Quindi è indubbio che le qualità di questi ragazzi a livello di gioco, e bisogna capire come loro approcciano il nostro campionato. Già si è visto qualcosa e che mi lascia estremamente soddisfatto, però parlo così perché ci sono passato e quindi capisco la difficoltà, e quindi per quello dico conta molto neanche la persona, perché qua non si parla di cattivi ragazzi, bravi ragazzi, assolutamente, si parla esattamente di stimoli, quindi per adesso ancora è passata una settimana, 10 giorni di lavoro e l'impatto è positivo, però ecco, aspettiamo un attimino di tempo. Sicuramente sono sicuro che da quello che ho iniziato a intravedere penso che possano dare molto sia ai nostri giocatori giovani, che ne abbiamo tanti, ma sia a noi stessi, a tutti quanti, come ambiente serve a tutti.